Ok, partito. Salve a tutti, nuova puntata di Soundtrack City con me Massimo Privitera di Colonne Sonore. Ciao Massimo. Ciao a tutti, ciao Marco. Allora, oggi, come sapete, sono riprese le nostre puntate dedicate ai compositori. Questa volta ne abbiamo due. Abbiamo una coppia, trattasi di Susan Di Bona e Salvatore San Giovanni, una coppia italo-statunitense, newyorkese lei, italiano di Calabria, se ho ben capito lui. Musicisti validissimi con una preparazione pazzesca, sia strumentisti che arrangiatori, orchestratori, e quindi valeva veramente la pena parlare con loro, anche perché è uscito da poco, a fine luglio, quindi dopo il lockdown, un loro film gradevolissimo, I Liviatani, di cui ci parleranno durante l'intervista, ma adesso ne parliamo anche un po' con Massimo. Allora, facci un po' una biografia, una filmografia su di loro. Allora, sono, come hai detto tu, lui calabrese, lei americana di New York, due estrazioni culturali completamente diverse e anche dal punto di vista sonoro, ma la passione musicale li accomuna e li fa incontrare, che poi ci racconteranno anche loro questa sorta di gossip, come si sono conosciuti e poi sono diventati marito e moglie. Lei, la Susan Di Bona, direttrice d'orchestra, polistrumentista, ha realizzato molteplici colonne sonore per la televisione, per la prima serata della televisione tedesca, e poi si sono incontrati e hanno incominciato a lavorare sia per produzioni italiane che soprattutto per produzioni straniere, anche oltreoceano, data anche la provenienza della Di Bona. E cifre stilistiche incredibili, molto molto poliedrico dal punto di vista dell'approccio compositivo. Hanno al loro attivo molte collaborazioni con il regista Scalt dell'horror trash gore splatter per eccellenza italiano, che è Domiziano Cristofaro, e infatti hanno realizzato per lui The Transparent Woman e anche Mad Macbeth, e non solo questi, anche un film collettivo episodico. Poi hanno realizzato un bellissimo corto nel 2017 in Loving Memory di Chandradeep Das, un regista indiano, un corto straordinario e una musica altrettanto straordinaria. E poi ultimamente hanno realizzato Ritorno a Midway, una produzione americana, e poi Viva gli sposi, ultimo film con Paolo Villaggio Sì, come attore, che è andato in onda su Canale 5, Dottore in corsia, e poi I Liviatani, di cui parlavi per l'appunto tu, film horror comedy crime, divertentissimo. Io l'ho soprannominato il scappa Get Out italico, almeno nella prima parte, con una colonna sonora dalle incredibili sfaccettature, veramente c'è di tutto e di più, come bellissimo. capita spessissimo nella collaborazione fra Di Bona e San Giovanni, cultura italica, cultura oltreoceano americana, che musicalmente si uniscono e creano un mashup di incredibili coloriture timbriche, orchestrali, veramente uniche e speciali in questo periodo di forse totale piattezza da un punto di vista soprattutto della colonna sonora, che vengono d'oltreoceano. E loro veramente uniscono l'elettronica, il sinfonico, i Queen, il rock, il funky, Ma, il blues, il ma pop, tutto in un tutto. modo divertente, Sì, sì, ironico, raffinato e contemporaneamente raffinato bravissimo. di grande eleganza. Ricordo che la regia di questo Liviatano è di Riccardo Papa, e che è Con uscito attori, proprio con attori veramente. Io divertente. l'ho trovato perfetto da un punto di vista attoriale. Sono Sì, tutti nel ruolo in maniera veramente incredibilmente sublime. Ed è una roba che ti lascia, perché poi è anche molto metateatrale sì. nella conduzione registica, però è un film che il pugno allo stomaco te lo dà. E devo essere sincero che la colonna sonora di tutta questa coppia meravigliosa, è di quelle che lasciano il segno.
E comunque facciamo parlare Susan Assolutamente e Salvatore, sì. perché ce ne racconteranno veramente delle belle. Sono appassionati e passionali, così come nella musica e nella vita. Allora, ascoltiamoci quindi l'intervista a Susan Di Bona e Salvatore San Giovanni. Ciao Massimo. Ciao Marco. Allora, eccoci qui dopo l'introduzione, caro Massimo. Allora, vogliamo invitarli, i nostri ospiti di oggi, che sono, però per invitarli devo prima momentaneamente metterti fuori te, perché loro devono essere al centro. Quindi ciao Massimo. Ciao Susan, ciao Salvatore. Ciao. 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 Questa cosa mi angoscia sempre quando mi mandi via, è una cosa che mi angoscia proprio. Guarda, quasi quasi lo rifaccio. Bis, guarda. No. È come una terapia di immersione. Allora, noi siamo scherzosi, l'avrete capito, cara Susan, nel caso Salvatore, ma mi sembra che anche voi avete un bel sorriso, quindi vuol dire che lo siete altrettanto. Lo siete altrettanto. Diciamo che sono i compositori, la coppia di compositori più sorridenti che abbia conosciuto in vita mia. Davvero? Sì. Ma cosa c'è in onda essere felice? Stiamo facendo musica e non è, no? Non stiamo facendo chirurgia del cervello, stiamo facendo cose divertenti, vero? Assolutamente sì, dovrebbe essere divertente. Dovrebbe la dovrebbe vita essere sempre. Sì. Bravissimo. Sentite, poi voi, da quanto so, una piccola domanda, vivete anche al di fuori della pazze città cinematografiche e quindi forse anche fuori dallo stress o no? Perché raccontateci un po' questo per iniziare, dove avete lo studio, dove vivete? Allora, noi viviamo praticamente al mare, hai detto benissimo. Siamo 6-7 mesi giù in Calabria, proprio sul mare, quindi ci affacciamo la mattina, abbiamo il mare, quindi questo ovviamente siamo molto fortunati. Siamo c'è fuori... solo tipo il nostro vicino è il pecoraro con le capre che un po' grida. le capre, c'è lui che litiga. E se ascolti molto bene senti ogni tanto un gallo magari dietro. Quella è la cosa più stressante, anche perché viviamo da soli, quindi siamo in questa casa isolata e il resto del tempo a Berlino un giro dove capita. Comunque vi fate un carico di 7 mesi di vita non stressante, a misura d'uomo, quindi esatto. Poi potete stare ovunque per quei 4-5 mesi, perché sì, si porta lo studio in valigia, fai il pitch da lì o i mock-up si può sempre fare in giro. Vai Massimo. Volevo chiedere, ma come vi siete conosciuti? Perché questa coppia bellissima, tu newyorkese e lui calabrese, cioè proprio, che ne so, il terrone del sud e il terrore del sud. Vabbè, un terrone, lo dice. Ma oltre, dovrei parlare della mia bellezza, ma magari non ne parliamo qui in questa... È così ovvio. È così ovvio. Sì. Ma allora, noi ci siamo conosciuti perché io seguivo un po' Susan, perché lei è una compositrice molto cool in Germania. Lei ha vissuto 18 anni in Germania, allora ha fatto un sacco di serie TV, ha fatto cinema. Allora io l'ho contattata e le ho detto: guarda, sono anche orchestratore, cioè mi sono un po' inserito in questo modo. E lei mi dice: sì, orchestratore è un po' una parola grande, così. Sempre ho paura. Giustamente non si è fidata. E ha detto: guarda, sto facendo adesso una fiction, sì. Una fiction, una cosa poliziesca. Sì. E facciamo... La fredda verità. La fredda verità, facciamo una prova, ti mando una cosa, facciamo una prova al volo. E abbiamo fatto questa prova al volo e niente, poi io le ho detto: guarda, siamo in estate, perché non facciamo una prova che viene al mare, che tu sei a Berlino lì
a morire di freddo, capito Massimo cosa ho fatto? È l'inizio della fine. L'inizio della fine, Sì. ecco. E quindi... Questa si chiama tipicamente paraculaggine terrena. Esatto. Esatto. Questa noi a Roma si chiama fare i molliconi. I molliconi, giusto. Poi è venuto al mare, poi ho detto fai un biglietto d'andata, poi quando vuoi tornare ti accompagno. Allora infatti ho solo preso un biglietto d'andata, pensavo che EasyJet prendi 20 euro, torno quando mi viene un lavoro, però diciamo di una valigia era qualche mese e poi ho fatto il trasloco dopo 6 mesi. Va bene, ti sei evidentemente trovata bene, fortuna per noi perché la vostra collaborazione è piena di frutti veramente interessanti. Allora io direi di cominciare a parlare di questo, però io faccio sempre le domande iniziali che faccio, le faccio quelle sulla formazione, ma non sulla formazione tanto accademica, come vi siete avvicinati alla musica, che cosa ascoltavate da ragazzi, e non siete reticenti, ditelo se ascoltavate Muzak. No, ma è bella questa domanda, però cosa ascoltavate da ragazzi? Mai nessuno ha fatto questa domanda. Ma è una cosa, diciamo, come formazione per tutti e due di noi, forse ci troviamo anche bene così, perché abbiamo fatto di tutto. Abbiamo suonato in chiesa quando erano ragazzi, abbiamo accompagnato a teatro, fatto le serate, abbiamo avuto i nostri gruppi rock, jazz, suonato in orchestra, cantato, tango argentino, ogni cosa che ci capitava per guadagnare $1, €1 o una lira. Abbiamo fatto, e in questo senso poi dopo tutti questi anni, quando un regista chiede ma puoi fare un Bollywood pezzo? Proviamo, sì, perché no? Potete fare jazz? Penso di sì, mi ricordo che facevo. Allora, e questa è la cosa, mai chiudere la mente. E così è stata la nostra formazione, meno questa cosa di leggere troppi libri, un po' una cosa più osmosi, diciamo. E quindi anche dal punto di vista musicale siete onnivori, cioè avete, mi sembra, ascoltato un po' di tutto. Però ritorno alla domanda, ma da ragazzi che cosa ascoltavate? Allora, proprio da piccolo ascoltavo già musica classica, è una cosa strana, perché ricordo che il Corriere della Sera praticamente davano delle cassettine con Mozart, Verdi, non so se lo ricordate. Sì. Ok, e allora tipo mia cugina comprava questo giornale e queste cassette, lei proprio non sapeva che fa di queste cassette, e quindi mi dava queste cassette, io mi ascoltavo questa musica, però senza capire bene, mi piaceva, solo che non riuscivo nemmeno bene a capire cosa fosse. So soltanto che ero molto interessato, quindi soprattutto da Mozart, quindi ascoltavo tantissimo Mozart, però poi ascoltavo tutto, ascoltavo i Queen, ero un grande fan dei Queen, ascoltavo anche gli 883, mi ricordo, ma tutto, Petrucciani, Michel Petrucciani. Quindi da Mozart a Petrucciani, passando per gli 883, è fantastico. Sì, è meraviglioso. Battisti, questa cosa qua, questa cosa qua si sente tantissimo nelle vostre colonne sonore. Poi vabbè, ovviamente entendiamo cosa ascoltava Susan, però questa policromia musicale è effettivamente una forza, come l'abbiamo già detto nel cappello introduttivo riguardo la vostra carriera, è una forza preponderante nella vostra musica, nel vostro modo di comporre. Cosa ascoltavi, Susan? Guarda, io avevo anche la sfortuna e la fortuna di essere la più piccola, che ho 3 fratelli più grandi di me, allora loro tornavano a casa, hanno ascoltato ogni tipo di musica un po' sconosciuto, college rock, allora io conoscevo già i gruppi, quando ero piccola sentivo già attraverso i muri le prime cose di YouTube, prima che erano famose, quando hanno fatto i concerti gratis nel nostro paese, e ogni tipo di, tutto da punk a alternative rock, però poi mi piaceva ascoltare i vinili di Gershwin, le registrazioni di New York Philharmonic con Leonard Bernstein, era molto formativo, mi piaceva ascoltare Tchaikovsky, però un po' da nascosto in mia stanzetta con le mie cuffie, e poi ho suonato come Salvatore, ho iniziato anche a suonare molto presto pianoforte, lui un po' più tardi di me, però pianoforte, e poi da lì è nato un po' l'interesse per la musica classica, e poi
di nuovo attraverso di osmosi anche l'amore per l'orchestra, iniziare a voler capire come funziona l'orchestra, suonando diversi strumenti, tutto questo. In famiglia vostra ci sono musicisti o siete i primi, diciamo? Tutti i musicisti così che suonano un po', tipo mio padre suona d'orecchio la chitarra, il pianoforte, mio nonno anche la fisarmonica, il flauto, però tutti un po' così, solo per divertimento. Per diretto. Sì. E Susan? Allora, mio nonno era un immigrante italiano. Per esempio ci sono le belle foto di lui, che lui aveva un gruppo che suonava la chitarra hawaiana a Boston la sera. Al giorno lui lavorava come Idraulico. Era idraulico al giorno e la sera era musicista. E poi abbiamo la diciamo, mitologia della famiglia è che abbiamo anche il cognome Verdi in famiglia, si dice sempre, ma siamo anche discendenti di Verdi, non so quanto è vero, non voglio dire... Tua mamma lo dici però... Mia mamma la dice però... Non si sa. Però i miei fratelli tutti suonano uno strumento, però io sono l'unica che ha scelto la difficile e lunga strada di essere della professione. Okay. Tra l'altro tu sei polistrumentista, Susan, invece sì. Salvatore è un pianista eccesso. Sono io solo un pianista noiosissimo anche, quindi... No, non è vero. No, io mi sono andato a sentire alcune, peraltro tue improvvisazioni nell'ambito jazz, mi sembra in trio, in quartetto, adesso non ricordo bene, che quindi ti faccio anche i complimenti su quello. Grazie. Ma di tutta la parte jazz ne parliamo poi magari durante l'intervista. Sì. Senti, mi sembra di capire che quindi il vostro primo strumento comunque sia il pianoforte, mi sembra di capire. Sì. Okay. Poi in America c'è la fortuna, un po' forse più di qua, in nostra scuola dove sono andata a scuola pubblica nel mio paese c'era l'opportunità a suonare nella banda, l'orchestra, tutto quello che volevi, anche la scuola ti presta lo strumento gratis. Allora in questo modo ho studiato il violoncello, viola, fagotto, flauto traverso, quello che mi andava di fare era gratis, c'erano le lezioni e questa era una grande cosa, perché anche all'inizio suonicchiando, però dopo magari uno sviluppa anche la passione per questi strumenti e poi dopo sono anche riuscita ad arrivare a certi buoni livelli con qualche strumento. Noi la clavietta e il flauto invece abbiamo suonato noi a scuola. Esatto. È più specializzato, diciamo. Il flauto dolce è una delle cose più orribili, quelle classi. No, noi non sonoro li utilizziamo. Ma noi abbiamo imparato ad odiarlo perché... è uno strumento bellissimo, ma per noi italiani è uno strumento che come allontanare dalla musica proprio i ragazzi. Esatto. È uno strumento di tortura, esatto. E poi gli insegnanti. Perché poi la pianola, quella tutta sputacchiata. È vero. Ma aspetta, ma la pianola, se non altro è intonata, 30 persone che suonano il flauto e che non ce ne sono due intonati tra di loro, è fantastico. Esatto. Poi fai la vibrazione. Allora, va bene. Senti, ok, allora veniamo finalmente alla questione proprio quella legata alla musica applicata, alla musica per immagini. Per voi è stata una scelta o un'occasione che vi si è presentata in carriera? Quella di specializzarvi in questo e non in altro nell'ambito musicale? No, per me è stata una scelta. molto scelta forte, già da ragazzo. Sì. Già da ragazzo. Sì. Però le strade magari è andata così, però dopo... Sì. Studiare il pianoforte però pensando sempre di fare il compositore di quel tipo di avere quel tipo di approccio lì, quel tipo di evoluzione lì. Sempre. Senti, allora a questo punto parliamo della vostra filmografia che a un certo punto si è incrociata, no? Evidentemente. Qual è stato il primo lavoro che avete fatto insieme? 2014 The Transparent Woman con Domiziano Di Cristoforo, il nostro caro amico. Ah, sì, che ho visto. Lui ci ha un po' portato insieme, quello è stato lui anche che ha un po' scoperto. Grande, abbiamo detto perché Salvatore più o meno
è quello che ha fatto il contatto a Domiziano, e poi ha detto ma perché non facciamo insieme? Perché era un po' all'inizio in Italia, già sta facendo altre cose, poi pensavamo proviamoci, e poi da lì in poi abbiamo sempre solo insieme. E da quanto vedo ne avete fatti tanti di film con lui, che si chiama Cristoforo. Ne hanno fatti due, che hanno fatto questo qui e Mad Macbeth. E Mad Macbeth, sì. E anche Lovecraft. Anche Lovecraft. Vero, ragione. Più una pubblicità, più altra cosa che è andata sul Milan Fashion Week. Ci sono un paio di altre cose che abbiamo fatto insieme. Volevo capire, ma già Cristofaro è un regista molto, come lo chiamano, come oggi li chiamano, quelli scult, cioè non sono quelli cult, ma sono quelli che adottando il genere più gore, splatter, comunque essendo anche estremi nel modo di fare regia, di approcciare un genere che passa dal thriller all'horror, al fantasy, al fantascientifico in maniera sempre molto aggressiva, molto particolare. Tra l'altro ha una sua nicchia di fan veramente accanita e incallita. Sì, è molto seguito. Certo. Però secondo me è divertente iniziare questo mestiere di composizione di musica applicata alle immagini con un genere così molto particolare, dove veramente puoi spaziare anche tu, non solo musicalmente, ma musicalmente. Che poi già con The Transparent Woman avete fatto una colonna sonora in stile anni 70, molto alla Ortolani, alla Donaggio, alla Morricone. Poi Mad Macbeth è pura follia sonora, perché c'è dai Queen a Carpenter. Era 70 minuti scritto e prodotto in 6 giorni. Era tipo una tu fai in sentire tutte con le tastiere. Sì, quello era proprio, non voglio dire vomitare, però voglio dire tutta a volta. No, ma la cosa particolare è che poi voi ve li fate, diciamo, cotto e mangiato, siete fatti in casa, registrate tutto, poi ogni tanto ci sono anche intromissioni orchestrali, però tutto quello che registrate come strumenti reali, a parte le campionature, li fate voi, cioè li realizzate voi, li suonate voi. Poi la voce stupenda di Susanna, che tra l'altro è anche una cantante incredibile, soprattutto nei Liviatani, il pezzo finale. Parliamone dopo. Liviatani parliamone dopo. Mi piace perché loro sono eclettici, infatti mi piaceva molto che citare questa estrapolata, questa citazione di Roberto Pugliese quando proprio recensì la colonna sonora di The Transparent Woman, perché le diceva che si è in presenza di non accademico citazionismo, ma in realtà si è in presenza di una capacità di consapevole di elaborare i suoni in maniera talmente lucida, stilisticamente alta e con una grande dose di autoironia. Cioè voi siete, così come si vede ora nella nostra diretta, cioè anzi nella nostra registrazione di questa intervista, si vede che proprio siete ecletticamente divertiti nel modo di fare musica. Autoironia, sì, certo. Noi battiamo 5 volte e ridiamo tanto delle cose che escono e poi diciamo, non lo so se lo fa passare, troviamo. Sì, alcune volte ci autocensuriamo, però diciamo, vediamo come va. È meglio poi con Domiziano va bene perché lui ti lascia completa libertà. Non è sempre così. Lui dice dammi il mix e poi lo mette. Caspita. Con lui ma come vi rapportate con i budget risicati? Perché poi effettivamente si parla anche di cinema a low budget, poi più delle volte avete anche l'opportunità di fare cose un po' più grandeur sinfonicamente, anche con un budget più importante. Però mi piace che non vi limitate, ma come vi rapportate quando avete un po' i tempi ridotti e il budget limitato? Guarda, io direi meno soldi ci sono, meno musicisti esterni possiamo prendere. Alla fine però la musica è la musica, come la facciamo, è più una questione di quanto puoi investire in persone esterne, a aiutare con il mix, a avere un posto dove si registrano più persone. Però se è una cosa molto molto ridotta, siamo noi, magari mettiamo qualche percussione, suoniamo più strumenti possibili, facciamo noi tutto, però più soldi ci sono, più chiamiamo altre persone, diciamo suoni.
Senti, io invece ti chiedevo, sempre a proposito di questo, tecnicamente la questione realizzativa, voi siete appunto, mi sembra di capire che registrate il grosso da voi, in studio da voi, ma poi quando avete delle formazioni orchestrali come fate? Quando avete dei solisti come fate? Li avete nei vostri dintorni o vi fate mandare la parte registrata? Ecco, questa è... Noi andiamo sempre noi a registrare sul posto. Registriamo o a Torino o a Berlino, però non riusciamo mai a dare la musica, a lasciare così. Ci piace essere presenti, anche perché poi Susan dirige sempre, io suono tutte le parti più o meno pianistiche, quindi però per cose solistiche a volte poi a casa, il nostro studio a casa, ovviamente si prende un microfono e qualche solista anche locale, prendiamo a volte se c'è un piccolo budget chiediamo un nostro amico a New York a suonare chitarra, batteria, abbiamo a volte, penso per esempio a Leviatane c'erano 3 o 4 paesi di persone che hanno contribuito al nostro come sonore. E il mix lo fate da voi? Sì, io faccio il mix, in pochi casi poi quando c'è un po' più di budget, un po' meno tempo, poi chiediamo fuori, o a Berlino per Leviatane per esempio un tecnico del suono della Disney che lavora per Disney ha fatto il suono per noi a Los Angeles perché abbiamo sentito le sue cose e abbiamo detto vogliamo quella cosa, non vogliamo la cosa troppo europea, vogliamo una cosa molto brillante con tanti bassi che era pensato per cinema, che dopo è andato via andamento, il mix era per cinema. È molto moderno, molto contemporaneo questo modo di realizzare colonne sonore, cioè che parte dal locale e va a finire all'internazionale, molto molto bello, complimenti. Perché... la musica suona molto internazionale. Perché allora cominciamo a parlare di questo. Non è propriamente detto. No, infatti. Allora, no. Dico, per quanto riguarda la vostra musica, adesso vedete delle immagini che scorrono e con i temi principali delle produzioni di Bone e San Giovanni. Quindi purtroppo le sentite con le nostre voci, andate a vedervi il film così le sentite meglio. Però ecco, volevo chiedervi un paio di domande, ecco, dal punto di vista proprio dell'estetica, dello stile. Siete un po' diversi dal panorama quello italiano. Per prima cosa, ad esempio, non vedo un minimalismo che entra nella vostra musica, non mi sembra che lo frequentate, però nello stesso tempo avete dei temi essenziali, voglio dire, e c'è questa felicità tematica che è veramente importante. Vedo che c'è un approccio orchestrale di tipo americano, vedo che il jazz che trapela qua e là l'amore, via discorrendo, vedo tanti materiali musicali che ad esempio prima Massimo chiamava citazioni, io non le vedo citazioni, io li vedo tutti allegramente insieme, con grande senso di gioia, ecco, di gioia. Ecco, vi ritrovate in tutto questo, un po' me l'avete detto prima, che voi avete suonato di tutto, siete onnivori, quindi, però non è facile mettere insieme, fare un mix di tutto questo, perché a volte, come quando uno va a fare una ricetta con vari ingredienti, non quagliano, invece voi li fate quagliare. Sai che vuol dire quagliare, Susan? Uguagliare? Quagliare. No. Cosa vuol dire? Oh, l'ho beccata, vedi? Grande, vai, scarichiamo tutta la nostra... Vari ingredienti riescono bene a stare bene insieme, ad amalgamare. Amalgamare. Ho visto, una buona parola che so. No, a voi la parola invece, a voi la parola. Allora, è bello questa cosa che dici, ci fa molto piacere, sì, sì. Ti ringraziamo molto. Vuol dire che un po' stiamo riuscendo a fare quello che ci sono messo in testa, perché è brutto avere l'idea che
un produttore, un regista dice guarda, non è il film per te, non è adatto a te, non è una cosa che sembra, perché vuoi che loro hanno il senso, se mi viene qualsiasi idea in testa che puoi realizzare per loro con la loro idea, con la loro visione della cosa, e però anche nemmeno sacrificare la nostra anima. Non vuoi nemmeno scrivere una cosa dove sei imbarazzato, dopo dici non dire a nessuno. È meglio fare una cosa dove ti puoi anche esporre l'anima, e in questa sincerità quando orchestriamo, quando scriviamo, penso che è automatica che viene una linea anche di stilistica. Così, sì, automaticamente. che poi la cosa un po' particolare è che Susan, quando scrive da sola, lei scrive in un modo, io da solo scrivo in un modo, quando facciamo le cose insieme è un altro personaggio, sì. Che non sappiamo... Diventa anche indipendente. Sì, e diventa anche il colore orchestrale, quando lo facciamo insieme... Sì, magari a lui viene una cosa che io non farei mai, e io ho un'idea che lui non avrebbe, poi dopo si trasforma in una nuova cosa che nessuno avrebbe potuto concepire da solo. No, mi piace fare una notazione sul fatto che giustamente poco fa Marco diceva che io ho fatto questa menzione del citazionismo. In realtà quando io menziono, che in realtà non era mia ma era di Roberto Pugliese, caro collega di Colonne Sonore, no, ma il problema è che quando anche io parlo di citazionismo, questa cosa vuol dire che non si è capaci, cioè non si plagia, ma si è capaci di rimandare a, ma con una propria cifra stilistica ben preponderante che comunque denota cultura, studi, e che oggi purtroppo molti non affrontano in questo, e soprattutto anche la capacità di essere divertenti e di autodivertirsi nello scrivere, che non è veramente semplicissimo. Certo. Io lo dico sempre, per esempio, voglio citare questa vostra alta colonna sonora che è di un corto di un regista indiano. Dove c'è il flauto dolce, tenore e alto, scusa. Sì. Allora se non vuoi ascoltare è meglio. No. Ti avviso. Ma ha suonato bene, immagino. Suonato benissimo. Tanto colonna sonora di un corto che sarebbe stata bellissima anche in un lungometraggio. Io quando l'ascoltai la paragonai a Nemiche Amiche di Williams e a Forrest Gump di Silvestri. Oh my God. Per l'intensità emotiva, per l'intimismo che viene fuori da tutta questa scrittura, che è veramente qualcosa che, come si dice a Roma, strappacore, che è straziante, giusto? E non è facile, perché anche lì si può cadere nelle banalità, nel temino fatto con due note al pianoforte, che ormai si bravissimi a farlo o malissimo a farlo, ognuno decide come vuole, però anche lì si cade nel minimalismo che diventa banalità. Invece qui c'è qualcosa di veramente preponderante e forte alle spalle. Per questo come dice Marco, voi avete una scrittura con una vostra cifra stilistica ben precisa, che però denota che avete dietro una grande forza, una grande conoscenza. Poi gli amori ce li portiamo dietro, ci portiamo ognuno i nostri amori, Piccioni, Morricone, cioè questi ce li portiamo. Poi ovviamente è una grande... Siamo un po' la somma di quello che abbiamo sia ascoltato, anche quello che ha amato e anche vissuto come persone, e quello poi diventa anche, dico la parola di nuovo, automatico, la cosa, ci sono certe cose che non puoi aprire un libro e imparare, devi vivere la vita e poi esce, devi vivere la vita. Giusto, giustissimo. Quando io prima parlavo di minimalismo non ne parlavo in termini spregiativi. Io amo il minimalismo, non amo i cliché, facciamo una cosa minimalista. Certo. Che invece è solo poveraccia, come la chiamiamo. Concordiamo assolutamente. Sì. Ok, capito. Tipo il minimalismo quando ti chiudono gli stems e ti rimane una nota di pianoforte senza il nome. Quella non è il minimalismo. È forzato. Succede. Se volevano minimalismo tu non l'hai fatto. Questa me la segno, è geniale, questa me la segno a vita. Senti, allora... a partire dall'orchestrazione, dal tipo di come posso dire, proprio di armonizzazione che si decide, a partire dai temi, a partire anche dal modo di suonare il pianoforte talvolta che ha Salvatore, mi sembra che appunto il jazz entri dentro.
Mi spiegate in che modo, lo dico perché non è molto frequentato, soprattutto in Italia, viene frequentato solo se si tratta di fare musica diegetica, che sta lì per sottofondo e via discorrendo. Eppure ha avuto delle firme incredibili nell'ambito anche delle colonne sonore. Voi che invece lo utilizzate, secondo voi perché non viene utilizzato molto spesso, soprattutto in ambito italiano, ma io direi anche in generale, anche in ambito europeo? Non mi sembra di vedere grandi, come posso dire, grandi produzioni che vanno in questo senso. Allora, il jazz, io ad esempio, io ho fatto gli studi classici, quindi ho studiato pianoforte classico, certo, tutte le cose più classiche che si possono fare, e il jazz l'ho fatto un po' come autodidatta. Ho fatto qualche master così, però sono un autodidatta. Un autodidatta innamorato però di piccioni. Quindi c'è quella grande influenza che in quegli anni c'era tantissimo questo linguaggio, voi lo sapete benissimo, umiliani, tutta quella roba lì, e oggi io non lo so bene, è una domanda molto difficile questa, perché non lo so, forse non viene visto, magari in Italia non viene visto come una cosa, come una possibilità, non viene visto come un linguaggio da associare al cinema. Infatti spesso è indotta la cosa, non c'è una reale richiesta, fate una cosa, magari uno lo butta dentro un po', magari no, perché non facciamo una cosa un po' dico, guarda, ma non lo so, ti faccio sentire, allora poi non devi dire che è jazzy, devi dire un'altra cosa. No, io lo dico perché prima parlavi di piccioni, no? Io mi ricordo i titoli di testa del film Il Sorpasso, non so se sì, come no. Stiamo parlando degli anni 60 e in quel momento lì un tipo di scelta era considerata fattibile. Sì, certo. Io un'altra cosa che ricordo ultimamente, non so, Massimo, ne abbiamo parlato su un post di un amico compositore, che quando Hitchcock e Bernard Herrmann hanno litigato, perché Hitchcock cercava una colonna sonora più sullo stile alla moda di quel tempo, cioè jazz e via discorrendo. Quindi c'è sempre stato. Adesso il perché di questo silenzio abbastanza generale mi sfugge, perché invece sarebbe qualche cosa di nuovo. Magari sono i compositori stessi che tendono non più a venire da jazz, magari chi ha più affinità per jazz non si specializza in musica da film. Se ascoltate Leviatane o guardate Leviatani, c'è una scena in cucina dove il theme track era Don't fly with me, let's fly away. Sinatra. E ovviamente non hanno quelle 60.000 euro per una licenza. Abbiamo detto non prendete Library, facciamo una cosa, e abbiamo creato anche per solo quello un minuto quella musica che si sente in radio, When I Was a Girl, una cosa un po' Doris Day. Abbiamo fatto perché il regista ha detto Hitchcock, amo Hitchcock, e poi l'abbiamo convinto, ha detto sai che Hitchcock metterebbe una cosa, lo sai proprio in horror, sarebbe giusto, e lui dice sì, prova. E poi era così bello, era un po' peccato, non sprecarlo, però averlo così basso, per effetto radio, e poi le abbiamo buttato di nuovo titoli di coda, se chi è paziente guarda tutti i titoli di coda viene tutto il pezzo, e quella era una cosa che abbiamo potuto come si dice, lateralmente inserire un po' di jazz. Siete stati diplomatici, quindi esatto. Ma guarda, io la butto lì, il problema fondamentale secondo me oggi della mancanza di stilemi o comunque di composizioni prettamente jazzistiche nel cinema sia europeo che soprattutto italiano, è perché una volta il jazz nel cinema italiano è nato con la commedia per lo più, e soprattutto grazie a Piero Miliani e ai soliti sospetti, ai soliti ignoti, scusate. Ma poi è stato adottato anche nel dramma, nel melodramma, anche a tinte forti. Oggi, se lo vuoi attribuire a qualche film, deve essere per forza una commedia, che è anche sbagliato. Gli Infedeli è un film dove tutta la colonna sonora è prettamente jazzistica.
anche di grande livello, di alta composizione. Sì, sì. Però io quando ho sentito i Leviatani, ho sentito questi pezzi con il mood jazzistico, anche un po' soft, ovviamente la Frank Sinatra o comunque la Tony Bennett. Ho detto, Sì. Crooner. In un horror ci sta, perché non ci deve stare? Perché no? Lo faceva Waxman con Hitchcock nella Finestra sul cortile, anche se era musica diegetica che sentiva lontananza col pianoforte, Sì. non era musica prettamente, diciamo, extra diegetica. Però oggi manca quello. È una possibilità in più, certo. Sì. Ma poi anche dovete introdurre quasi di nascosto. Sì, però stiamo facendo il possibile per farlo diventare mainstream. Poi, quindi c'è un piano, non lo sapevo. No, e poi c'è quella scena anche in Leviatani dove c'è la festa, vestiti così, e il theme track era una cosa barocca. E abbiamo detto all'editore, al regista, abbiamo detto, cosa pensate se io fossi su una festa così, noi sappiamo che abbiamo suonato, loro vogliono avere un trio jazz, loro ascolterebbero un trio jazz, ma mica queste persone non sono, assolutamente sono persone che ascoltano barocco, no. E poi abbiamo registrato un trio jazz per quella scena e ci stava. Ed è azzeccatissimo. Io vorrei ricordare semplicemente, a proposito di jazz, e poi chiudiamo perché non è solo questo l'ingrediente loro della loro ricetta. Voglio ricordare Birdman, la colonna sonora che ha fatto praticamente Sanchez, coraggiosissima, solo batteria, che non so se sarebbe, ma io penso che se un qualsiasi regista italiano gli andiamo a dire di fare una colonna sonora di batteria, non lo so, li butta fuori dallo studio, cioè vengono additati per sempre. Invece fatto, e se non ha vinto l'Oscar, quella colonna sonora lì era solo per una questione di tipo burocratico, se non mamma mia. Finito il jazz. Senti, parliamo di Leviatani, perché Leviatani che poi ha cattive attitudini, anche se non vado errato. Sì. E in inglese Bad Habits Die Hard. Ok, perfetto. Io non lo so, in inglese non... Senti, parliamone in maniera approfondita. Grandissima colonna sonora, complimenti. Allora, ve lo dico, complimenti, perché per quanto mi riguarda, almeno io, quando sento una colonna sonora e mi piacerebbe riascoltarla anche al di fuori del film stesso, vuol dire che quella roba lì è una cosa importante. Grazie. Poi, detto da te, è un doppio complimento, davvero. Grazie. Lo apprezziamo molto. Ma me lo voglio proprio studiare meglio, con più attenzione, l'orchestrazione che avete fatto, perché sono ricche. Si passa una girandola continua, si passa da uno stile all'altro, ma tutto con grande scioltezza. Allora, la trama ve ne dava la possibilità, perché questo horror grottesco, commedia, vi dà la possibilità di andare un po' su tutti i generi. Raccontate un po' della lavorazione di questo film, qual è stato l'approccio, da dove siete partiti, le reference e quant'altro. Allora, inizio a dire che è stata un'avventura davvero... È stato un film fare la colonna sonora, perché pensa, ti diciamo che abbiamo registrato dal vivo il 29 febbraio. Siamo rientrati a casa il 2 marzo. Io mi sono messo in pigiama, non me lo sono tolto più perché poi siamo entrati in lockdown. Quindi è stata una cosa pazzesca. Sì. Il tutto è stato bello, rocambolesco. Ci hanno mandato questa foto della famiglia che era fatto, penso, come promo, poi dopo è centrale il poster nel film. Abbiamo visto questa immagine e subito, questo sembra davvero buono, sembra un film buono, poi si conosce. Questo è figo. Sì, e poi i costumi, sembrano molto belli i colori già. E letteralmente 6 ore dopo avevamo già mandato un demo di 3 pezzi che abbiamo fatto sketches così. La mattina dopo ci ha contattato anche il regista, ha detto guardate, voglio a voi, questa è la musica del mio film. E poi uno di questi temi è stato Blood Moon, che è l'apertura, prima sì, M1,
il primo pezzo del film è Blood Moon, e questo è stato anche il primo pezzo che abbiamo scritto solo sull'immagine della famiglia. Così ha iniziato. Ma dopo abbiamo visto 2 rough cut, sì, abbiamo lavorato poi sul cut finale, abbiamo scritto proprio sull'immagine. Però abbiamo provato sempre a dire, guarda, abbiamo dato qualche esempio di temi che ci saranno per l'editore, per già capire insieme il ritmo delle cose, però la cosa migliore, come sapete benissimo, è quando lavori con un'orchestra e non lavorare troppo finché c'è il taglio finale. Allora abbiamo detto dacci l'act picture time code e poi partiamo, e c'era un paio di ritardi giustamente per varie cose nella produzione, e dopo però naturalmente chi un po' paga è il compositore, perché già è stato siamo gli ultimi, sì, perché poi tutti aspettano che la data è già fissata quando deve uscire la cosa. Allora quello che ha durato di più era forse fare la notazione alle session. Quella ha durato più di scrivere la musica. Dove avete registrato? È a Piemonte, in uno studio fuori Torino. Fuori Torino, sì. Questo poco prima del lockdown, mi sembra di capire. Sì. Abbiamo scritto questa colonna sonora nel mese di febbraio. Il film quando esce, è uscito? Perché non ho capito. È uscito il 27 luglio. Sì, di On Demand 27. Poi ha fatto qualche arena drive-in. Qualche drive-in, sì. Sì, però potrebbe essere che ancora online. Infinity Sky prima fila. Voglio sperare, anche perché adesso con la situazione che c'è credo che alla fine sia fatale. No, ci sentiamo fortunati che comunque è uscito. No? Era pensato ovviamente per cinema, e quello era anche il nostro pensiero mentre abbiamo orchestrato già, mentre il mix. Però io il film l'ho visto, l'ho trovato carinamente folle. L'ho chiamato la versione di Scappa Get Out all'italiana. Però gli attori sono tutti in parte sono perfetti, e la cosa fondamentale è che la vostra musica accompagna il ritmo grottesco, folle, orrorifico fin dall'inizio fino alla fine in maniera veramente sublime, perché secondo me è una delle vostre colonne sonore migliori, e io vi conosco abbastanza perché poi ci mandiamo i messaggi vocali in cui li faccio i commenti private delle vostre colonne sonore. Però devo essere sincero, la cosa che mi è piaciuta di più è questo passaggio anche netto, ma non discontinuo, non straniante, da Miklos Rocha nel tema quello fondamentale della famiglia, se così la si può chiamare, a questi temi rock dissonanti anche molto, molto forti, molto emotivamente intensi, perché sono quasi un pugno allo stomaco, a questi momenti jazzistici proprio da crooner, canzoni belle da serata di intrattenimento, da concerto, ma con una linearità, una compostezza e una genialità incredibili, che ti dico mi hanno fatto innamorare del film ancora di più, perché effettivamente la musica, anche se in alcuni momenti è forse troppo costretta dal dialogo o dalla scena che magari dura brevemente per quel momento lì di enfatizzazione della musica, però riesce a venire fuori in maniera veramente dirompente, e mi auguro che esca, io che sono un nostalgico, esca un CD o un vinile della colonna sonora, perché è giusto che si venga uscirà. Sì. Speriamo digitale ancora nel mese o così, però vinile è definitivo, sì. Guarda, noi ci siamo divertiti molto in questa colonna sonora, anche perché con il regista Riccardo Papa è stato un rapporto molto, molto aperto, molto diretto dall'inizio, da subito. E ci siamo sentiti anche molto, molto liberi di fare tutte le nostre lui aveva una proposte. mente molto aperta. Non ha censurato prima. Quello che è triste è quando uno già ti limita all'inizio prima che hai scritto una nota, mentre lui era tipo scrivi e poi vediamo, e questo ti lascia più spazio. È bello così per noi. Quello che non avete avuto nel film con Paolo Villaggio. Quella è una storia. No comment. È vero, peraltro mi sembra i ragazzi hanno fatto l'ultimo film con
dove appariva Paolo Villaggio, no? Quindi, quindi anche questa è una cosa che però non ha avuto molta fortuna dal punto di vista della distribuzione, mi sembra di capire. No, è uscito tipo forse a mezzanotte lo scorso dicembre. Io non ho guardato. Io l'ho guardato e so che uscirà tipo in Giappone adesso. Ho letto il titolo del film è Viva gli sposi. In giapponese. Viva gli sposi in giapponese. No. Pensavo per i nostri amici in Giappone. Allora, ha fatto una colonna sonora molto molto deliziosa, molto italiana, quello sì. Quello che è rimasto dentro era bello, sì. Sì, quello che è rimasto dentro era bello. Quello che è rimasto fuori, peccato per il film. Ci siamo divertiti a scrivere. Allora, io concluderei con, a parte che mi piace, prima di concludere, mi piace ricordare nel casting di Liviatani. C'è un mio amico carissimo, che è un attore, che è Babà Karimi, quello che fa la parte del Clochard, che io gli do un abbraccio fortissimo e lui sa perché. Gli do un abbraccio fortissimo e ti voglio rivedere presto, quindi qui in Italia. E a parte questa mia, permettetemi la citazione, io volevo concludere con una domanda che facciamo a tutti quanti, ma a voi in particolar modo. Innanzitutto mi dice Massimo che la canzone stile anni 60 che fa parte della colonna sonora la canta Susan, è vero? Sì. È vero. Allora è troppo. Perché io voglio nascondermi che non, se dico che sono cantante che pensano che faccio solo quello e poi un po'... No, invece ti fa onore perché è una canzone in stile anni 60 carinissima, cioè è evidentemente un divertissement, un gioco, però insomma mi sembra che è stata messa alla fine, no? Se non vado errato. Sì, esatto. Sulla radio e poi alla fine. Sì. Esatto. Quindi, piccola parentesi, piccola, e poi lascio la parola di nuovo a Marco, che c'è una canzone nel film che fa il verso a Peppino Di Capri. Attenzione. Esatto. Che abbiamo fatto un casting, un calabrese, un cantante calabrese che canta in quel modo, abbiamo detto pazzesco. Posso dire un segreto? Poi abbiamo tirato un po' in ritardo tutta la voce per farlo ancora più pluralistico. Sì. E secondo me basterebbe questo per far capire come si divertono e come trapela questo loro divertimento nel fare le colonne sonore, e ve lo dico di cuore, complimenti proprio per grazie davvero. Grazie perché anche che possiamo esserci oggi, divertente. Sì, noi seguiamo la tua trasmissione, siamo fan, quindi essere anche... Sì. Va bene, vi ringrazio, io vi saluto, ci sentiremo prestissimo, a ogni vostra uscita cinematografica o serie televisiva ci faremo sentire perché ve lo meritate. Grazie davvero. Susan Di Bona, Salvatore San Giovanni, saluto da Marco Testoni. Ciao ragazzi. Ciao Massimo, ciao Marco. Ciao.